Ok, buongiorno a tutti. Ciao carissimi, bello essere qua novamente, adorare il nostro Dio, sentire la sua presenza. Siamo qua oggi per offrire un culto a Lui, solo a Lui. E quanto è bello per noi perché Lui ci ha scelto e ci ha dato questa libertà di vivere questa esperienza con Lui. Tu che sei a casa questa mattina, che possa vivere questo culto anche con gioia, con la serenità, ma soprattutto vivere questo culto vedendo il grande Dio. Quanto è prezioso stare insieme con i fratelli, con le sorelle, ma o quanto è più prezioso sapere che io sono con il Signore. Ma stare con i fratelli e sorelle significa che sto anche con il Signore, perché la comunione è una base della comunione con Dio, comunione con gli altri, comunione con Dio. Quando non abbiamo comunione con gli altri, non abbiamo comunione con Dio. Così questo testo di Prima Giovanni è molto chiaro. Quanto più comunione con le persone, più fortificato siamo nel Signore. E vogliamo iniziare questo culto oggi leggendo o brano di Deuteronômio 6. Questa mattina staremo parlando un po' del senso di famiglia. E chiesa, famiglia, comunità. Viviamo un caos oggi, mancanza dei leaders, mancanza dei responsabili, un'apatia in mezzo ai figli e ai genitori. E vogliamo camminare questa mattina sull'importanza di essere un papà, di essere una mamma, essere dei genitori presenti nella storia dei figli. E leggiamo il brano di Deuteronômio 6, capitolo 6, versetto numero 6. Afferma così: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sui stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Li inculcherai ai tuoi figli. Interessante sapere che questa generazione che abbiamo davanti a noi, la responsabilità appartengono ai genitori. Tante volte noi vogliamo delegare la responsabilità di essere genitori, permettendo che la scuola, a chiesa, gli amici possano prendere questa responsabilità, grande sbagli. E la parola di Dio ci insegna questo principio, che la responsabilità appartengono ai genitori. Sono loro che devono insegnare, sono loro che devono formare la futura generazione. E oggi noi stiamo qua con una generazione dei ragazzi, dei giovani, e questa generazione che deve vivere questa bellezza di percepire la grandezza di un camminare con il Signore. Ma sono i genitori che devono insegnare. Perciò vogliamo iniziare questo culto con questa sfida della nostra responsabilità di vivere questo che Dio ci sta insegnando, questo principio. La parola qua: genitori, usate i vostri figli. Preghiamo e iniziamo questo culto. Nostro Padre, ti ringrazio per questa mattina, questa libertà, questa opportunità di offrirti un culto. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci sei qua in mezzo a noi. Grazie alla tua presenza, della tua grazia. Ti ringraziamo del tuo grande amore. E oggi, Padre, vogliamo aprire il nostro cuore a te, con quello che noi siamo e viviamo, e offrirti, Padre, lode e adorazione a te. Viviamo ancora in un periodo di incertezze, dei dubbi, perché non sappiamo quello che avrà davanti no senso umano. Ma abbiamo una certezza, una sicurezza di quello che avremo davanti, perché quando siamo in spirito, in verità, siamo in te, possiamo scoprire, Padre, la presenza di Cristo Gesù e il ritorno di Cristo, che prenderà la sua Chiesa e ci porterà insieme. Abbiamo dei dubbi tante volte su un futuro, di una malattia, di un vaccino, di una guarigione, ma abbiamo una certezza della tua presenza, la certezza di che un giorno staremo eternamente con te e che noi possiamo camminare, Padre, come Chiesa,
non nei dubbi, ma in una certezza, nella certezza delle tue promesse. E aggrappati in queste promesse, Padre, vogliamo adorarti questa mattina, offrirti un culto. Aggrappati in queste certezze, Padre, che questo che ci dà serenità e gioia, possiamo offrirti questo culto. Noi non viviamo nei dubbi, vogliamo vivere, Padre, nelle certezze. E perciò, Padre, che questo riempie la nostra bocca di gioia. Questo culto è per te. È la nostra offerta nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Cantiamo? Possiamo stare in piedi? Primo cantico dice, vieni. È un invito, è una sfida e è una piena adorazione al nostro Dio. Adoriamo e cantiamo e possiamo aprire la nostra bocca dietro questa mascherina, ma che la nostra voce possa arrivare alla presenza di Dio. Cantiamo? Adoriamo? Buongiorno a tutti, il nostro Dio è qui presente con noi. Da quando siamo già usciti dalle nostre case, il Signore ci guardava, il Signore ci accompagnava. In questa lode che lo facciamo adesso, ci invita proprio la Chiesa. Vieni così come sei, così come stai, perché io non sono in grado, noi non siamo in grado di capire la vita di ognuno che è qui questa mattina, ma il Signore ci vede dentro e ci invita con le nostre vite, la nostra vita di trasformazione ogni giorno a lodare Lui. Vieni così come sei e così come stai. Amen. Lodiamo il Signore. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegnar. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che ne crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Così come sei, Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni,
Signore. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, Dio. Una cosa che sta a te, Signore, e quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo bene mi darai poi davanti a me la mensa tu preparerai e con olio tu mi ungerai ed io trabocherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore. Questo è tutto nella vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa che sto a te, Signore, di quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo bene mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con olio tu mi ungerai. Trabocherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzare mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto nella vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore. Siamo le mani, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto nella vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto? Questo è tutto nella vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Solo la Chiesa, amare te, servire te, Signore. Alziamo le mani, alzare e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto? Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te.
degno di ogni lode e di ogni onore. E questo giorno meraviglioso il Signore ci ha dato per la sua lode, per la sua gloria. Un giorno, adesso comincia a fare un po' di caldo, no? Finalmente, mettiamo un po' la roba al sole. Signore, noi ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, perché tu sei un Dio fedele, un Dio meraviglioso. In Geremia capitolo 18, il Signore dice a Geremia: scendi e vai a casa del vasaglio. E quando sei lì, e io ti dirò quello che devo dirti. E Geremia è sceso a casa del vasaglio, dalla finestra lui ha visto il vasaglio che lavorava all'argilla e faceva il suo vaso con l'acqua. E da un tratto questo vaso si rompe e il vasaglio prende di nuovo, mette ancora più acqua e lo rifà da capo. E il Signore dice a Geremia: ecco là, quello che tu sei l'argilla e io sono il vasaglio. Vuoi, Israele, che io sia il vasaglio e tu l'argilla in mano mia? È la domanda che il Signore fa a Geremia. E questa mattina il Signore dice: vuoi che io sia il vasaglio e tu l'argilla in mano mia? È la domanda che il Signore fa questa mattina, perché il Signore prende, rompe e rifà da capo e fa più bello ancora di prima. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore. In una stanza vedo il vasaio a lavorare, con le sue mani lui forma i suoi sogni, i pensieri fa diventare realtà. Con tanta cura prende l'argilla, trasforma, con amore lo fa. La guarda e trova gioia nel cuore, dicendo: sei la mia creazione. E se qualcosa trova lì che lo farà stare, lui prende, rompe, la rifà con pazienza e amore, la trasforma, la rinnova ancora, la trasforma, la rinnova ancora. Rinnovami, Signore, trasformami come vuoi tu. Rinnovami,
nostro Dio. Oh Padre, tu sei qui con noi, Padre. Noi ti chiediamo del tuo Spirito, venga a abitare su di noi e fare trasformazione, Padre. Benedici, oh Signore nostro Dio. Benedici le nostre famiglie, i nostri bimbi, Signore, i nostri figli, Padre. La tua Chiesa, Padre. Noi abbiamo bisogno di trasformazione, Padre. Ogni giorno. Giorno dopo giorno, Padre. Amen, Signore. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Per mille generazioni, sia su tutta la famiglia, dei suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore, e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia, dei suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore, e per mille generazioni, su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua e ti riempia di circondi, è con te lui, al mattino e alla sera, nell'andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è
residenza il suo favore e per 1000 generazioni si è saputa la famiglia e i suoi figli, i tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda, che ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te lui, al mattino, alla sera, nell'andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te lui, 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 è per te lui. Solo la Chiesa. Signore nostro Dio, noi chiediamo il tuo spirito di guidare adesso il nostro pastore nella parola, Padre. Che queste parole possano veramente vivere in noi, Padre. Che questo seme possa germogliare, Padre, dentro di noi. E perciò con le nostre azioni far produrre dei frutti, oh Padre. Noi abbiamo bisogno di te. Noi ti preghiamo in nome del tuo Figlio Cristo Gesù, Padre. Amen. Possiamo pregare in questo momento per le nostre famiglie? Abbiamo fatto un cantico adesso, abbiamo celebrato le benedizioni. Pensiamo adesso ai nostri genitori, ai nostri figli, mariti, mogli. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo adesso per quelli che sono i nostri più vicini. Sappiamo che il nemico vuole distruggere le famiglie e noi stiamo perdendo i valori più basilari. Le famiglie sono la base di una società e anche della Chiesa di Dio. Preghiamo per i nostri. Nostro Padre è nella preghiera. Tante volte il nostro parlare non cambierà una persona. Tante volte, Padre, noi vogliamo cambiare una persona con tanto parlare. Ma in preghiera che noi possiamo stare più vicino a Te e cambiare noi stessi, in modo che i nostri figli, i nostri genitori, in modo che il mio marito, la mia moglie, possa avere una trasformazione profonda che venga da Te. Vogliamo celebrare il Tuo nome, Padre, perché in mezzo a un caos nelle nostre famiglie, Tu ci sei per dare una nuova vita dentro della nostra famiglia. Abbiamo dei figli che sono allontanati da Te. Abbiamo dei genitori che sono lontani da Te. E preghiamo, Padre, che Tu possa usare le nostre vite. E preghiamo, Padre, che lo Spirito Santo possa agire in modo profondo in cambiare una persona. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ragazzi. Forza, è pronto? Sbrigatevi che si raffredda. Ancora questa
sta roba? Vuoi cucinare tu? Togliti quelle cuffie. Tutto bene? Che succede? Se devo essere sincera, la verifica di matematica è andata male. Quanto male? Ho preso 4. Cosa? Come hai fatto a prendere 4? Perché non hai studiato? Ecco cosa succede a stare sempre attaccati a quel dannato telefono. Pure mentre mangi. Ma cosa fai tutto il giorno? Non ti vedo mai con un libro in mano. Ma io ho studiato, il problema è stato il prof. Ha messo cose che non aveva mai spiegato nella verifica. Sono sempre le solite scuse. È fisica, accidenti. Se non ti viene, chiedi a qualcuno in classe tua di aiutarti. Ma vedi, non mi stai neanche ascoltando. La verifica era di matematica, non di fisica. Se tu ascoltassi noi, non prenderesti questi voti. Vabbè, insomma, è solo una verifica, non è che casca il mondo. Solo una verifica. Vuoi farti bocciare? Senti, non mi bocciano per una semplice verifica e tantomeno per un 4. Non te ne è mai importato nulla di me. Ora stranamente ti importa qualcosa. Come ti permetti? Ti sembra modo di trattare i tuoi genitori? Dove credi di andare? Torna subito a tavola. Io non ritorno a tavola, io me ne vado. Parlare con voi è veramente inutile. Non è che sei stato proprio il massimo, Cosa avrei dovuto fare secondo te? Darle una carezza e dirle che andrà tutto bene? Devi imparare le priorità della vita. È a causa anche del tuo essere troppo morbida che oggi è ridotta così. Ora è colpa mia se tua figlia va male a scuola. Fai un po' di autocritica ogni tanto, ti fa bene. Alla fine è sempre colpa mia. Cos'è successo? Come mai così male? Non lo so, papà, la verifica era difficile, questo prof è stretto. Non puoi dare la colpa al professore, la verifica l'hai fatta tu. Sì, ma... Sei sempre molto distratto, mamma mia. Non puoi continuare così. Finirai tutto poco. Non essere così sicuro. Lo sai che non è un periodo facile, poi dai, il 4 si recupera. Beh, è chiaro che si recupera, però prima deve riuscire a concentrarsi. Ma perché non riesci a studiare? Non lo so, papà, non ho mai voglia. E studio qualche minuto e poi penso ad altro. Hai provato a chiedere aiuto ai tuoi amici? Magari ti possono aiutare. Non ancora. E dovresti provare a mettere via quel telefono mentre studi. E chiedere aiuto al tuo professore? Magari ti può aiutare a capire meglio quello che hai sbagliato in verifica. Sì, ha senso. Dai, su col morale, adesso mangia e stai tranquillo, dopo ti metti di là con papà e riguardi cosa hai sbagliato. Rivediamo qualcosa stasera e il resto domani. E aspettami in camera che appena ho finito qua arrivo. Sì, papà. Vedevo che era tanto deconcentrato. È un anno difficile, lo sai. E è il primo 4 che prendi, dai. Beh, speriamo sia anche l'ultimo. Vabbè, dai. A te com'è andata la giornata? Stancante, ma tutto bene, te? Una mattinata complicata, ma siamo riusciti a risolvere tutto per il pomeriggio. Dai, vallo ad aiutare con la verifica. Com'è che sono io a doverlo aiutare comunque? Perché l'altra volta l'ho fatto io. L'ha sempre avuta lei. Bravi questi ragazzi, no? Qual è la famiglia che tu desidera? La decisione è nostra. C'è un testo che noi dobbiamo leggere tra poco, dice tutto quello che noi seminiamo, noi
Esatto, o frutto delle nostre famiglie oggi è quello che noi abbiamo seminato nel passato. Non dimentichiamo mai di questo, responsabilità è sempre mia. Ok, nós siamo na chiesa, siamo delle famiglie e noi vogliamo vivere questo processo di trasforma. Non possiamo continuare gli stessi. Vogliamo che le nostre famiglie cambiano, dobbiamo avere questo desiderio, ma dobbiamo agire in questa storia. Leggiamo il testo di Gioele, capitolo 2, 12 a 13. Grazie ragazzi, bravi, competenti, molto bene. Prossima domenica volevo vedervi novamente, ok? Calma, pastore, ok, sto calmo ancora. Gioele 2, 12 a 13. Non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni. Questa parola è stupenda, già abbiamo parlato qualche domenica fa, l'importanza del pianto, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore. Non le vesti. Interessante questo brano dell'Antico Testamento parlando di questo modo. Stracciatevi il cuore e non le vesti. Tornate al Signore il vostro Dio, perché Egli è misericordioso, Ele é misericordioso, é pietoso. Dio è lento? Attenzione, è lento. Non, ma Dio non si ira. No, la Bibbia dice che Dio è lento all'ira e pieno di bontà e si pente del male che manda. Questo testo di Gioele che vogliamo camminare questa mattina nel senso di che noi dobbiamo passare per un processo di ravvedimento profondo. Stracciatevi il vostro cuore, non le vesti. Eu ho parlato interessante questo testo dell'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento c'era questa base di stracciare le vesti come una dimostrazione di pentimento. Ma qua noi stiamo vedendo che questo Dio sta desiderando che il nostro cuore possa essere stracciato. E noi vogliamo camminare questa mattina nel senso che noi siamo delle persone problematiche. Se tu non ti senti un problematico, è meglio andare a casa, andare davanti allo specchio e cominciare a vederti chi tu sei. Noi siamo problematici, noi siamo delle persone difficili, noi siamo. E tante volte noi pensiamo che gli altri sono difficili e noi pensiamo che gli altri che hanno dei problemi, ma il problema sono io. Ossia, sono io che devo avere un cuore stracciato, sono io che devo pentirmi, sono io che devo passare per un ravvedimento. E quando succede questo con me, intorno a me può cambiare anche una nuova storia. Noi siamo delle persone complicate e perciò che la salvezza di un cristiano non significa un cambiamento profondo nella vita di un cristiano. Inizia un processo di trasformazione, ma questo processo non finisce. E noi stiamo vivendo oggi un problema nelle nostre chiese, nella società, perché le nostre famiglie oggi stanno vivendo questa crisi. Abbiamo dei genitori assenti, abbiamo dei figli indolenti per questo, e le famiglie sono quelle che costruiscono la vita di una società. Hai percepito l'assenza dei genitori oggi? Non si parla con i figli? Oggi qua è interessante che nelle due tavole c'erano i due genitori. Ma quante volte una cena, un pranzo, manca uno, manca l'altro? O manca tutti e due? L'assenza dei genitori e l'assenza di dialogo stanno creando dei figli indolenti, passivi, che non sanno reagire. E tante volte la società insegna quello principio. Eu ho dato da vestire ai miei figli. Mio figlio ha un telefonino. Mio figlio sta studiando in quale scuola, nell'università. La salute è tutto bene con la mia famiglia. Gli oggetti senza necessità, miei figli hanno. Il materiale è presente. Ma i nostri figli non hanno bisogno di questo. Quest'anno stavo parlando con un ragazzo, con un giovane, e lui mi ha detto proprio queste frasi qua. Pastore Caio, io ce l'ho tutto questo, ma mai ho sentito un abbraccio, una voce, un appoggio dei miei genitori. Non preoccupate, non era qua in Italia, era in Brasile. Tu come genitore fa parte della storia dei tuoi figli? E noi come Chiesa facciamo parte della storia dei nostri? Nós dobbiamo essere presenti. Oggi noi abbiamo una falsa ideia, che io sto combattendo questa frase da tanto tempo, nós abbiamo una falsa ideia che dobbiamo preparare un mondo melhor per i nostri figli. Questo è un engano, è una bugia.
Noi non dobbiamo preparare un mondo migliore per i nostri figli. Noi dobbiamo preparare i nostri figli per un mondo che ci sarà. Un mondo che non sarà mai giusto, un mondo che non sarà mai bello. Abbiamo un mondo di tradimento, di difficoltà, di problema, perciò noi dobbiamo preparare i nostri figli. Non è preparare un mondo per i nostri figli. Interessante che um texto que Jesus usa no Novo Testamento, um texto anche do Antigo Testamento, que não solo di pane vivrà, é della parola do Signore. Eu me ricordo que me sono convertito 40 anni fa, quando eu vedevo tanti filmati dove le famiglie, quando prima di mangiare, che cosa facevano? Pregavano. Siamo sinceri qua? Nella casa tua, prima del pranzo, della cena, della colazione, c'è la preghiera? In famiglia? In famiglia? Non è, io prego, pastore, io sto dicendo se tu preghi in famiglia. Se manca questo, carissimi, che cosa stiamo seminando e preparando per la nostra generazione futura? Noi abbiamo una società malata, abbiamo delle gente ammalate, abbiamo un popolo triste, abbiamo una chiesa piena delle persone ammalate, abbiamo delle persone tristi in mezzo a noi. Abbiamo delle famiglie ammalate, senza obiettivo di essere famiglie, dei genitori che non sanno che cosa sono i figli e come creare questa futura generazione. Oggi una cosa che mi preoccupa, tanto tempo fa, ho conosciuto una storia di una famiglia che stava andando in una chiesa, anche dalla mia parte in Brasília, e parlando con loro stavano cercando una chiesa di qua, di là, e parlando con loro, pastore, i nostri figli adesso stanno valutando la chiesa e lui sta decidendo la quale è la chiesa che andremo. Per favore, abbiamo scambiato i valori qua? Sono i figli che decidono le chiese? La mia famiglia è democratica, pastore. La tua famiglia è democratica, questo sì. La responsabilità appartiene ai genitori. Sono i genitori che devono conoscere, devono vedere, avere la saggezza di decidere, sono i genitori. E figli che cosa devono fare? Quella parola che vi piace tantissimo, ragazzi. Devono obbedire. E questa è la base biblica. La decisione in una situazione appartiene ai genitori. Non sono i figli a decidere le cose importanti della casa. Possiamo ascoltare i figli, non è un problema. Dobbiamo ascoltare i nostri figli, la loro opinione. Dobbiamo valutare, ma la decisione appartiene ai genitori. C'è un testo in Giudice 17, versetto 6, anche questo testo si ripete in Giudice, e dopo nella Bibbia si ripete questo brano tante volte. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva. Já pensato nella tua casa? In quel tempo non c'era un genitore, non c'era un papà, non c'era una mamma in quella famiglia. Ognuno fa quello che pareva meglio. O figlio mangia questo, la figlia mangia questo, o papà mangia questo. E quando vediamo è un caos in quel tavolo. Loro um mangia alle 8, outro alle 7, l'altro alle 10. Ognuno fa quello che pareva meglio. Era la storia del popolo di Israele, la storia che può succedere dentro di una chiesa e la storia che succede tante volte dentro delle famiglie. Le nostre famiglie devono iniziare un processo di trasformazione. Cominciate a pentirsi di quello male e avere un cuore stracciato per cercare una trasformazione che Dio possa dare nelle vostre vite. Stavo leggendo un libro molto bello, questo libro, nel senso della mentoria, di avere dei mentori. E questo libro dice così: noi abbiamo nella vita due maestri. Abbiamo due maestri che noi stiamo sempre seguendo. Uno si chiama saggezza e l'altro si chiama conseguenza. La decisione di seguire un maestro è nostra. O noi cominciamo a decidere le cose, o noi decidiamo per le conseguenze. E il problema è che le conseguenze tante volte sono com molto dolore. Tante volte noi stiamo seguendo le conseguenze della vita. Non sono le conseguenze che devono guidarmi. Io non faccio le cose e dopo vediamo. Le conseguenze provo con tanti dolori. La saggezza, la parola di Dio è lì presente.
Una delle cose che ho imparato nella vita, grazie a Dio, e preferisco rimanere in questo, è camminare con le persone più anziane, più vecchie, più esperienti, come volete pensare voi, ma le persone che hanno una strada più lunga di me. Quanto è bello camminare con la saggezza degli altri. Quanto è bello approfondirsi nella parola di Dio per prendere le decisioni. E dopo vedremo le conseguenze belle che verranno. Ma se io non ce l'ho la saggezza, le conseguenze sono bruttissime. Galati 6, 7, 8 dice così: non vi fate ingannare oppure illusioni. Non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Non vi ingannate, non cominciate a illuderti, perché tutto quello che noi stiamo vivendo oggi raccoglieremo tra poco. Non pensate che quello che sto vivendo oggi non è stato seminato prima. Quanto è importante vedere nella Bibbia degli personaggi biblici e prendere questi personaggi come i nostri maestri, come i nostri consiglieri, e prende questi personaggi biblici che Dio ha permesso che noi possiamo conoscere le loro decisioni di vita e vedere le conseguenze. Già ho detto a voi tante volte, una delle cose più belle che io trovo nella Bibbia è che Dio non risparmia di essere scritti lì gli sbagli che i personaggi hanno fatto e le conseguenze dei loro sbagli, in modo che io possa imparare a non fare la stessa cosa. Noi abbiamo bisogno di leaders. Noi abbiamo di persone sopra di noi. Noi non possiamo essere prepotenti, superbi di pensare che io posso camminare da solo. No! Io ho bisogno di qualcuno che possa stare camminando a mio fianco. I personaggi biblici, c'è questa storia, questo è prezioso. E quando eu comincio a vedere nel mondo di oggi, hai percepito i grandi atleti, un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi. Loro hanno di 3-4 persone che sono sempre vicino a loro. Loro non sono da soli. Hai visto un grande artista? C'è sempre una persona al loro fianco. Chi sono io? Chi sei tu? Di non cercare un consigliere, una persona che sia sopra di te. Se tu vuoi essere un grande, comincia a scegliere delle persone che hanno costruito una bellissima storia. Se tu vuoi essere un qualsiasi, puoi camminare come tu stai camminando. Ma se eu vorrei veramente scrivere una bella storia, eu devo cercarmi di stare vicino a una persona che già ha scritto una bella storia. Tante volte noi siamo attirati dalle belle parole della gente che sono ingannevoli. Eu devo vedere la storia di qualcuno che ha fatto e stare vicino a questa persona perché eu possa imparare e un giorno scrivere una bella storia. Genitori, state vicini a quello che hanno insegnato ai figli e hanno creato dei figli oggi che dipendono e amano a Dio. Non cercate delle persone che hanno avuto dei sbagli e non sono pentiti ancora. Ci sono dei genitori che hanno sbagliato e si sono ravveduti e adesso sono dei bravi consiglieri per noi e cominciano a dire: io ho sbagliato qui, ho sbagliato qui, ho sbagliato qui. O bello di camminare con le persone non è quando le persone con la sua prepotenza cominciano a dare tutte le cose belle che ha fatto. O bello di camminare con le persone quando ci racconta i suoi sbagli. Perché è una persona completamente trasparente e chiara. È con queste persone che io devo camminare. Perciò quando noi leggiamo nella Bibbia, oggi noi vogliamo leggere la storia qua di 4 personaggi che hanno sbagliato. E la storia dei loro sbagli è la storia che possa cominciare a darci un po' di saggezza nelle decisioni con la nostra Chiesa, con le persone intorno a noi e con i nostri figli. Perché come abbiamo detto all'inizio, noi siamo delle persone problematiche. Noi siamo ammalati che abbiamo bisogno di guarigione e la Chiesa è per questo. Andiamo al primo personaggio che si chiama Davide, prima Re 1,6.
E o primo pericolo de um genitore, um primo pericolo de um líder, um primo pericolo de um pastore, o primo pericolo di una persona che ha delle responsabilità, sta in questo che Davide ha fatto, o non ha fatto, troppo buonismo. Io sono un buon padre. Attenzione, sta creando dei figli problematici. Troppo buonismo è pericoloso. Prima Re 1,6, che cosa dice? Suo padre non le aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendo: perché fai così? Adonia era inoltre di bellissimo aspetto ed era nato subito dopo Absalom. E dopo c'è una bruttissima storia qua. Ma è interessante che Davide non ha fatto mai un rimprovero. Davide che era un bravo figlio, Davide che è stato un bravissimo musico, Davide che è stato un bravissimo re, un bravissimo leader, ma come papà era stato un disastro. E la Bibbia racconta. E se tu vuoi avere un mentore, scegli Davide. E vedere là dove Davide è sbagliato con questo buonismo e ha messo un caos, una disordine nella sua storia di famiglia. Come genitore, para Davide non è stato un esempio. Ma io devo leggere questa storia. Io devo conoscere questa storia. E sapere che buonismo è pericoloso davanti ai miei figli. Quando abbiamo dei genitori, leader troppo buonisti, creiamo una generazione senza valori e una generazione senza vita. Davide era troppo assente, sempre fuori, nelle guerre, nelle battaglie, ma i loro figli avevano telefonini, i loro figli avevano la TV, avevano la internet, avevano la Sky, ma Davide era assente. Ma nella testa di Davide, sto dando tutto ai miei figli. Buonismo. La correzione è una delle cose più belle che dobbiamo fare per i nostri figli. Davide non faceva questo. Tu correggi i tuoi figli? Una domanda ai genitori qua oggi. Se tu togli il telefonino del tuo figlio per 2 minuti, che cosa succede? Puoi immaginare per una settimana? E vi do un consiglio, farà tanto bene. Farà tanto bene. Togli il telefonino dei tuoi figli? O tu hai paura dei tuoi figli? Togli qualcosa che piace ai tuoi figli, che non sta facendo bene? Scusa Vittoria, l'esempio qua di Vittoria qua. Una dipendenza con il telefonino e la scuola. Carissimi, troppo buonismo, viene un pentimento dopo. Attenzione, correzione è una delle cose più belle. È la Bibbia che ci insegna. Ebrei 12,7. Sopportate queste cose per la vostra? La Chiesa è un luogo di correzione. La Chiesa è un luogo dove i problematici arrivano e devono vivere la correzione. Le famiglie devono vivere le correzioni. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Altrimenti sono até bastardi, è questo che la Bibbia dice. Quando viviamo in una comunità senza correzioni, che comunità è questa? Quando i pastori non hanno l'autorevolezza di prendere l'orecchio di qualcuno, che chiesa è questa? La Chiesa deve essere una dimostrazione di una famiglia. Prende l'orecchio, fa parte. E fa bene. Ma il cuore deve essere pronto, ravveduto. Ebrei 12,11. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Per tutti i lati, per entrambi. Perché non è semplice per un genitore, non è semplice per un pastore correggere qualcuno. Ma fa parte. In seguito, tuttavia, produce frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa, quello che accettano. Correggere significa presenza. Castigare significa presenza. E stiamo perdendo questi valori. Noi non abbiamo un Dio di buonismo
che fa tutto quello che desidero io. Non abbiamo. E Dio ci permette delle conseguenze dei miei sbagli. Un leader buonista, un genitore buonista non porteranno mai a un figlio a essere maturo, oppure a un grande a essere maturo per risolvere la vita. O tu pensa che tuo figlio rimarrà sempre con 9-10 anni a casa? Quando arriverà a 25 anni, se tu sei stato troppo buonissimo, tuo figlio non sa neanche come scegliere un marito o una moglie. Non saprà neanche andare al supermercato per fare la scelta di una carne che deve mangiare. Cominciamo a insegnare ai nostri figli e veramente a correggere. Secondo personaggio, c'è qua un personaggio che è il mio personaggio numero 1 dell'Antico Testamento, che si chiama Mosè. Mosè, Davide era troppo buonismo. Mosè, troppa protezione per i figli. Mosè aveva un problema, la mancanza di permettere che i figli sappiano risolvere i loro problemi. Conosci quegli genitori che quando c'è un problema risolvono al posto dei figli? Hanno avuto un conflitto con l'insegnante e sono i genitori che vanno a risolvere. Lascia loro risolvere. Hanno avuto un problema con una persona, vanno i genitori a risolvere. Hanno avuto una situazione, o figlio già ha 30 anni, la gomma della mia macchina è bucata, lascia risolvere. Ha avuto un problema? Lascia risolvere. Mosè non ha neanche circonciso i figli per non provocare dolore. No momento di una camminata in un deserto, i figli di Mosè dove era? A casa del suocero. Meu filho non può soffrire, io proteggo i miei figli. Mosè ha tolto i dolori dei figli. Mosè proteggeva i figli dalle difficoltà della vita. E tante volte noi come pastori vogliamo proteggere tanto i nostri pecore e quando percepiamo le pecore sono ancora bambine e non sanno risolvere dei problemi. Noi siamo delle persone con problemi perché non sappiamo risolvere il problema della vita e siamo ancora immaturi nella storia perché i nostri genitori sempre hanno risolto per noi. Già hai pagato qualche problema dei tuoi figli? Ok, tu hai creato questo danno, il tuo telefonino è rotto. Ok. Ok, tu non hai soldi, no? Ma tu comincerai adesso a pulire la casa, a lavare i piatti, i bagni. E tutto questo io comincio a darti soldi per il tuo servizio. Ma è ingiusto. Non sto dicendo se è giusto o non è ingiusto. Io sono il tuo papà e io non proteggerò i tuoi problemi. Tu devi risolvere. Se ci sono dei dolori, lascia i figli risolvere. Lascia che loro affrontano, perché quando saranno grandi cominceranno a sapere come gestire le difficoltà della vita. È importante gestire i problemi e non scappare e fuggire dai problemi. Abbiamo una generazione oggi, quando c'è un problema, scappa. Problema scappa, problema scappa, problema scappa. E quando si affronta? Perché sono sempre stati imparati, insegnati a che cosa? Problema, io risolvo per te. Ma non possiamo fare con la preghiera, Signore, toglimi di questo problema. No. Signore, dammi saggezza per risolvere questo problema. E il Signore che cosa farà? Caio, ricordati di Mosè. Caio, ricordati di Giosuè. E quando io comincio a ricordare di questi personaggi, io comincio a collegare con questo problema. Ma Signore, tu non puoi fare questo per me? No. Tu non sei un robot, Caio. Tu sei mio figlio. Tu sei stato creato a immagine e somiglianza mia. Vai e risolvi. È così. La vita non è una passeggiata. Quando eu vedo le persone che si sposano e cominciano a venire i primi problemi di marito e di moglie, io sempre dico, benvenuto, questa è la vita. Benvenuto. Quando comincio a lavorare, ma mio capo è così, benvenuto, questa è la vita. Ma la mia insegnante è così, benvenuta, questa è la vita. Non erano quei tuoi genitori che risolvono tutto per te. Comincia a imparare, comincia a rispondere con saggezza, non con mancanza di educazione, ma con saggezza. E comincia a vivere in questo modo. La Chiesa non può essere un luogo di protezione, ma è un luogo dove le persone si sappiano risolvere le situazioni difficili, i problemi. Eu devo imparare a gestire.
Interessante che Gesù, quando invia i discepoli, gli apostoli, per fare quel periodo dell'opera missionaria, e Gesù dice, ci saranno dei problemi, ma è voi che dovete risolvere. Matteo 10,14 dice così, se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o di quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. È questa la vita. Risolvete voi. Non sono io là, ma perché non ascoltate i miei figli? Ma sono i miei discepoli. No, siete voi a risolvere. Paolo, Pietro hanno avuto tanti problemi. Era con loro. O caos che viviamo è perché abbiamo una generazione che non sa risolvere i problemi. Una generazione che vuole scappare dai problemi. Perché hanno imparato dai genitori questo. La trasformazione significa la maturità per gestire e agire. Sapere affrontare le situazioni senza mollare, senza dare un passo indietro. La Chiesa deve essere un luogo così, di trasformazione di gente problematiche. Perché tante volte nelle famiglie non succedono così. Ok, genitori? Numero 3. Andiamo all'altro personaggio un po' molto problematico. 1 Samuele 2,24. Si chiamava Eli. 1 Samuele 2,24. Eli diceva ai suoi figli, non fate così, figli miei. Miei figli, non fa così. Poiché quello che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. I figli di Eli erano un disastro. E lui era troppo permissibile. Eli lasciava tutto e permetteva che i figli facevano tutti. Tu já sei entrato in una casa dove i figli fanno quello che vogliono e i genitori soltanto dicono, mio figlio non fa così. Tu já vissuto questa esperienza? E i genitori non hanno forza di agire e si permette tutto dentro della casa. Meu filho, vieni qua. Já é o 5º biqueiro que tu rompe hoje, meu filho. Não fate. Calma! Comincia a agire. Troppa concezione, si può tutto. Si permette tutto, paura dei figli. Si crea quello idolo dentro di casa. E stiamo perdendo di formare, educare una generazione. Tante volte come Chiesa facciamo lo stesso. Perciò che è un caos, perché i limiti non sono stati inseriti nella vita della gente. C'è un testo che ho ricevuto 3-4 anni fa di un psicologo italiano, bellissimo, sul problema del suicidio degli adolescenti. E questo psicologo dice così, il problema è che sono stati sempre creati senza limiti. E quando sono arrivati nella vita un po' più dell'adolescenza, loro hanno visto che nella vita ci sono dei limiti e non sanno gestire. E il modo di risolvere il suicidio. È un testo meraviglioso. Se volete, io posso cercare e dopo posso inviarvi questo testo. È un psicologo, non è cristiano, ma io sono d'accordissimo con le parole sue. Il caos nella nostra società è perché noi non abbiamo dato dei limiti ai nostri figli. Piccola cosa, qual è l'orario che i tuoi figli vanno a dormire? Se domani, nell'altro giorno, c'è la scuola alle 8 e alle 7 devono essere svegli? Se i tuoi figli vanno a dormire alle 9, alle 10 con il telefonino in camera, dove sono i limiti? Dove sono i limiti? Figli, chiudete i vostri orecchi. Eu parlo solo con i genitori adesso, ok? A che cosa serve un telefonino dentro della camera dei figli? Non lo so. Io so che i figli staranno dicendo, pastore, tu non hai figli, perciò che tu dici questo. A che cosa serve? Lascia il telefonino in soggiorno, in cucina. Lascia loro dormire e riposare in pace. Troppo permissibili. Altrimenti noi stiamo perdendo una generazione. E se noi cominciamo a dare dei limiti, comincia a venire quell'idea, questo è un giudicare, è una legge, e questa è un'affronta alla mia libertà. Qualcuno já sentito questa parola? È un'affronta alla mia libertà dentro di casa. E quando tu hai libertà dentro della casa dei tuoi genitori, quando ti sposerai tu avrai la tua casa, tu puoi inserire la libertà che esiste, ma dentro della casa dei tuoi genitori sono loro che comandano. È così.
La casa appartiene ai genitori. I figli sono là per un tempo. Sono educati, formati e ciao. Si sposano e ciao. Quando sono uscito dalla casa di mio papà era ciao Caio e non torna più. E non torna più. Quando mi sono sposato com o Assis, o papà mi ha detto, tu stai portando via la mia figlia e non voglio più. Ciao! Adesso quando si chiude la porta alla casa dei genitori. Limiti non significam togliere la libertà, per favore. Limiti non è togliere la libertà, è dare guida alla vita, alla storia dei tuoi figli. E evitare i danni futuri. Le persone vogliono libertà, ma la libertà è in mezzo ai limiti della vita. E noi dobbiamo sapere che i limiti sono preziosi per una scoperta. E lì parlava, ma non c'era forza di correzione. E lì parlava, ma ha perso tutta l'autorità di essere un papà. E lì parlava, ma non dava limiti ai suoi figli. Loro sono morti dopo, in modo triste. Leggete la storia, sta in 1 Samuele. Secondo capitolo di 1 Samuele. È una storia. Quarto personaggio qua. Sono tutti personaggi meravigliosi che ci hanno insegnato tante cose, per favore. Mosè è stupendo, Davide è stupendo, Eli, la sua storia è un po' più difficile. Ma sono personaggi meravigliosi, ma ci sono dei suoi sbagli. E adesso andiamo all'altro personaggio qua che si chiama Giacobbe. Anche un bellissimo personaggio, ma qual era o problema di Giacobbe? 12 figli, ma c'era un preferito. Chi ha più di un figlio qua sa che cosa è questo, no? Io sono stato figlio, ok? Per favore, non dimenticare, non sono nato così, o Dio mi ha messo ciuffo in terra. Io sono stato un figlio anch'io, ho vissuto tante di queste esperienze. E il favorito qua era stato il mio problema. Io ero il vero figlio della mamma, ok? Mia mamma è morta quando io avevo 14 anni. Così il figlio protetto ha perso la sua protezione quando io avevo 14 anni. E la mia sorella è la vera figlia del papà. Sì. E fino alla morte di mio papà io sempre facevo questo come battuta, no? Non rinfacciavo mio papà. È la tua figlia. Ma era questa la mia storia. Mio papà c'era a figlia favorita, che era la mia sorella. Io ero il figlio favorito della mia mamma, ho perso quando ero piccolo ancora. Genesi 37:3, Israele, oppure Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era figlio della sua vecchiaia. E gli fece una veste lunga con le maniche. Ah, che bello, lui preparava tutte le cose belle. Gli altri figli mangiavano soltanto il pollo, ma Giuseppe arrivava, c'era la picanha per lui. Gli altri figli dovevano bere soltanto acqua, ok, l'altro figlio c'era un po' di vino. E così era la storia. Con gli altri figli non faceva nessuna passeggiata, ma con Giuseppe andava al parco, andava a Venezia, andava a fare un giro qua, di là. Era così la storia. E così questo ha creato che cosa in quella famiglia? Odio, gelosia e tanti problemi. Quando noi facciamo questo favoritismo dentro della Chiesa, sappiamo tanti problemi che ci sono. Non possiamo avere favoritismo da nessuna parte. Gente è gente, persone sono persone. Siamo problematici e questo è un problema. Avere in mezzo a una famiglia un favorito è rischiamo tantissimo, perché crea nell'altro figlio una bassa autoestima. E è un problema. Quanti casi di famiglie con le gente oggi con bassa autoestima, perché il problema era a casa. Paragone. Ah, ma tu non sei come questo mio figlio qua, o come questa mia figlia. E l'altro si sente inferiore, si nasconde e comincia a rispondere in modo che noi non sappiamo quanto. Ma questa storia qua farò veloce. C'è una storia bellissima che ci insegna che cosa nel capitolo 45 di Genesi. L'unico modo di restaurare una famiglia, una comunità, è tramite il perdono. Perdono. Non è la giustizia. Non è cercare la giustizia. Io vorrei cercare la giustizia per 15 anni che ho sofferto quello. È cercare il perdono.
è qua che si ristabilisce novamente quello che Dio desidera. Interessante che qua c'è Giuseppe, che era quello che era o favorito, che è stato venduto, che è stato tradito dai suoi, che c'era tanto inganno e bugia. Ma questo Giuseppe che arriva al posto più alto che poteva fare adesso tutto il male che poteva fare verso i figli. E anche a suo papà. Ma Giuseppe ci insegna qualcosa preziosa. Genesi 45:5. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Dio. 15. Che cosa fece Giuseppe? Baciò pure tutti i suoi fratelli. In quale modo? Piangendo, cuore stracciato. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Io non lo so se sarà possibile nell'eternità, ma io chiederò a Dio, posso chiederti una cosa? E Dio mi dirà, Caio, che questo vai vedere. Dio, io sono molto curioso in certe cose della Bibbia. È possibile fare vedere, torna qua la storia della storia di Giuseppe con i suoi fratelli. Io vorrei vedere quel momento storico con i miei propri occhi. Il mio sogno è vedere questa scena qua, questo momento qua, questa scena qua, questo momento dove Giuseppe si abbraccia e bacia con i suoi fratelli. Io non so se nell'eternità noi possiamo tornare indietro là, la cassetta là, non lo so. Forse Dio dirà, Caio, tu já hai imparato tanto sul perdono, serve ancora? E dirò, Dio, non serve. Non serve. Ma oggi la mia curiosità è vedere questo momento di un perdono. Tante famiglie e genitori hanno sbagliato in questo modo. E non sto dicendo che sbagliano perché vogliono sbagliare. È nell'ignoranza, nella mancanza di conoscenza. Hanno fatto perché nella loro insaputa. Tutti questi sbagli qua, non sto dicendo che noi facciamo perché vogliamo. Ma se noi sappiamo fare o bene, dobbiamo fare. E c'è un perdono che ristabilisce novamente la comunione di famiglia. C'è un perdono che si ristabilisce novamente una comunione di comunità, di popolo. E questa è la soluzione, la trasformazione di vita, è quando si mette in pratica il perdono. Perché non cerco la giustizia, io cerco quello che Dio mi ha insegnato, è a perdonare. Perché se fosse la giustizia, io non ero qua, neanche tu. Già eravamo tutti consumati di questo Dio che è lento all'ira. Ma c'è il perdono di Dio. E c'è il perdono che noi dobbiamo ripartire e riprendere. E chissà tu come genitore oggi quando al pranzo là cominci a dire, figli, io oggi vorrei chiedere perdono, perché abbiamo visto oggi 4 punti negativi. E può darsi che questi 4 punti negativi è la mia storia come genitore. Figli, io chiedo perdono. Oppure, io telefono ai miei genitori e sistemo questa storia e perdono. E dopo c'è bacio, abbraccio, e come dice qua, e si misero a parlare insieme. E se per caso c'è una festa, mio telefono è 348-77-356, mi chiamate perché anch'io voglio mangiare una picanha, un cibo insieme a voi in questo momento di festa. Perché quanto è prezioso quando si riprende una comunione. Si deve celebrare. Noi siamo qua nel Veneto, dove ci sono tante cose che possiamo usare per celebrare. E si deve fare festa come un marco di un perdono, di una guarigione. Sbaglio provoca confusione e disordine. Il perdono provoca la guarigione. Il perdono che parte da me. Giuseppe non stava dicendo mi avete venduto, mi avete fatto il torto. Dio ha permesso. Io vi perdono. Non con superbia, che tante volte io ti perdono. No, io ti perdono. Umiliarsi. E questo è prezioso. E finiamo con l'ultimo personaggio, che sta in Luca, capitolo 15. C'è un padre amorevole, c'è un padre in questa storia.
leggendo questa storia qua e anche dei commenti, è interessante che sono delle persone che dicono che il papà aveva sbagliato, ma io non penso. Io preferisco usare i commenti, che questo è un padre che ha dato la libertà. Luca 15, con limiti. Dopo non molti giorni il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Versetto 20. Adesso il ragazzino torna. Ele dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre ele era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, io cerco novamente la mia giustizia, vorrei novamente la mia camera, vorrei novamente il mio telefonino, vorrei novamente lo stesso diritto. No, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato il tuo figlio. La bellezza di questa storia. C'è la libertà, vuoi andare via? Ciao. Ma se tu torni pentito, vieni qua. È la storia di una famiglia dove c'era un fratello che voleva la giustizia, ma il papà insegna. Se lui impara o non impara è un problema suo, ma il papà insegna. La Chiesa è un luogo di guarigione e trasformazione per le persone che desiderano cuore completamente spaccato, aperto. La Chiesa è un luogo di guarigione. La pecora smarrita, è pecora. Quando la pecora ritorna, è così. Ho sbagliato. Voglio essere guarita. Tante volte noi usiamo questo testo in modo sbagliato, dove i pastori non cercano le pecore. Come no? Qualsiasi pecora noi cerchiamo. Le capre ribelli? No. Perché una pecora smarrita è pecora sempre, perché dipende e si butta nelle braccia del pastore. E è smarrita perché non sa, è persa. Ma quando ritorna, riconosce che ha bisogno novamente di essere guidata. Perciò questo testo, Luca 15, è collegato a questo brano della pecora smarrita. È nello stesso capitolo. Perciò la Chiesa non è un tribunale per giudicare, ma è un luogo di guarigione per abbracciare. Ma la libertà esiste di andare e la libertà esiste di tornare con il cuore completamente ravveduto, aperto. O ravvedimento significa si inginocchia, non chiede diritto, non chiede nessun diritto. Io sono qua completamente persa, ho bisogno di aiuto. Famiglia e Chiesa sono un luogo di libertà, sono un luogo delle conseguenze delle decisioni, ma è un luogo dove abbraccio e onore esiste, quando esiste un ravvedimento profondo. Ravvedimento produce trasformazione. Quando esiste questo ravvedimento, esiste il cambiamento. Siamo problematici, che abbiamo bisogno di guarigione. Perciò stracciatevi i cuori, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio. Tornate al Signore. Se tu hai un figlio, cercalo oggi, che è lontano, e dica: figlio, con ravvedimento sono pronto. Se tu hai dei genitori, o ravvedimento, esiste novamente o riprendere, con cuore stracciato, umiltà. Io ho sbagliato. E questo si può riprendere novamente la nostra famiglia. Chi non ha sbagliato? Tutti noi. Tutti noi abbiamo sbagliato. Ma io devo riconoscere che lo sbaglio è stato mio. Quando leggo questa storia di un ragazzo, è interessante che lui non dice: è stato mio fratello a essere troppo duro, perciò sono andato via. No. Io ho sbagliato. Io ho peccato contro il cielo e contro te. Io. O ritornare a una famiglia è un perdono con cuore stracciato, pentito, ravveduto. Preghiamo.
Come sta la tua famiglia? Per mettere tante cose si perde la nostra autorevolezza, l'autorità. Tante volte usiamo il grido per cercare di sistemare certe cose, ma quando alziamo la nostra voce è perché già abbiamo perso l'autorità. Gestire i figli non è una storia semplice, loro crescono. Ma è una storia, è un'opportunità che Dio ci ha donato. Se tu vuoi sistemare qualcosa con i tuoi figli, vi consiglio, faccia oggi. Raduna intorno a quel tavolo, al soggiorno, ovunque sia, e parlate guardando negli occhi. Figli, ho sbagliato qui con te. Io vorrei ritornare a essere un modello di padre, di mamma, a essere un modello di genitori che Cristo ci ha insegnato, che la Bibbia ci insegna, che la parola ci guida. Tutti noi abbiamo bisogno delle persone intorno a noi. Hanno persone che hanno sbagliato, ma hanno costruito. Abbiamo bisogno delle persone che possono camminare con noi, delle persone fragili come noi, ma delle persone che hanno costruito una storia. Costruisci la tua storia con la tua famiglia. Confessa i tuoi peccati, ravvediti dei tuoi sbagli, ritorna alla tua famiglia, alla tua comunità, ai tuoi genitori. Nosso Padre, quello grande Davide, ha sbagliato. E ha lasciato scritto questo nella tua parola. Quello grande Mosè ha sbagliato. È scritto. Quello grande Israele, Giacobbe, ha sbagliato. Eli, Giosuè, tanti altri hanno sbagliati, ma io posso prendere nella tua parola e cambiare la mia famiglia e riprendere una nuova storia con autorità, con presenza, dando la libertà ai miei figli delle scelte, ma anche delle conseguenze, togliendo tutto quello che impedisce una crescita, dando dei limiti, in modo che possano essere veramente maturi il più presto possibile. Dammi saggezza anche come pastore, Padre, di essere presente, di essere partecipe nella storia della gente, perché anch'io, Padre, scrivo un libro dei miei sbagli. Grazie, perché tu sei il nostro Dio che ci perdona. Anch'io posso perdonare, devo, e noi come famiglia allo stesso modo, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che il pranzo di oggi sia una grande festa. Solo 3 amen? 4? Facciamo? Ok, figli, camminate con i vostri genitori. Alleluia. Ok.
Ah, vai da tua suocera, Dalla mamma? Ok. Possiamo offrire in questo momento le decime, le offerte. E quanto è prezioso. Una cosa che mi piace in questa chiesa è quando vedo i bambini portando quale monetina e banconote. Uau! Stiamo insegnando ai nostri figli il principio di donare, il principio di contribuire, della generosità. E noi facciamo questo come maturi, adulti, e come bambini, immaturi. Ma è prezioso fare questo con la sincerità del cuore. Facciamo una festa, cantiamo quale cantico? È questo? Primo cantico, vieni, questo è il tempo di adorare Dio, il tempo di consacrazione a Dio, il tempo di offerta al nostro Dio, è il tempo di celebrare. Facciamo questo con gioia e allegria e facciamo questo momento con una celebrazione a Lui. Seduti è un po' difficile, no? Possiamo stare in piedi e fare questo momento di festa? Alziamoci e cantiamo e facciamo questo momento di raccolta. Hanno detto adesso che non è tempo di festa, è tempo di ragioni. La ragione della vita è adorare Dio e offrire al nostro Dio, ok? Va bene. Cantiamo, possiamo stare in piedi.
preghiamo. Samuel, vieni qua. Preghi tu per noi, rappresentando tutti questi bravi ragazzi qua oggi che ci hanno dato un grande insegnamento. E preghiamo, ringraziamo il nostro Dio e prega anche per le nostre famiglie. Grazie Padre per la giornata che ci hai dato oggi, questa opportunità di riunirci, lodare il tuo nome e imparare qualcosa di nuovo su di te. Ti ringrazio anche per le nostre famiglie, per i nostri genitori, per i nostri figli e per tutte le sfide e tutte le gioie che ci danno ogni giorno. Ti prego Padre di benedirci sia come Chiesa sia come comunità di famiglie. Ti prego di dare la saggezza ai nostri padri per organizzare al meglio la famiglia e seguire al meglio la famiglia. E ti prego di insegnare a tutti noi con queste prediche, con questi culti. Su questo io ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Grazie, amen. Potete accomodarvi. Ok. Gli avvisi sono qua. Ok, i nostri incontri di preghiera sono tutti scritti qua. Potete scegliere uno, potete scegliere tutti. Ok, tutti no, sono solo per gli uomini, solo per le donne. Ok, ma è importante essere la presenza della Chiesa in questo incontro di preghiera. Ok, facciamo questo con una gioia. Gli studi biblici abbiamo i nostri incontri, non dimenticare. E prossima domenica finisce il culto alle 12:30. Avremo un'assemblea straordinaria locale della Chiesa qua a Agape a Treviso per la scelta dei nostri nuovi tesorieri, ok? Così faremo domenica prossima alle 12:30, è un'assemblea veloce, è un'assemblea per i membri qua della Chiesa locale di Treviso. Faremo la scelta dei nostri nuovi due tesorieri locali, ok? E questo che noi staremo facendo domenica prossima. Gli altri avvisi? Ok, ho fatto vaccino questa settimana. Ok, sì. Sono arrivato a casa e mi sono dimenticato che era mia moglie, neanche il indirizzo di casa. No? Sì, soltanto un po' di febbre, ma niente di più di questo. Grazie. Grazie a tutti voi che siete con noi oggi la prima, seconda volta. Dio vi benedica nella grazia del nostro Signore e una buona settimana con le vostre famiglie. Ciao.